Serata conclusiva della rassegna jazz denominata Music and Wine in Real Monte, svoltasi ieri sera presso la piazza centrale del paese. Ad esibirsi il Sam Mortellaro Trio e la Big Band diretta da Giampaolo Casati, un evento che ha visto la presenza di un volto pubblico che ha apprezzato le musiche eseguite, un appuntamento, quello con il jazz, divenuto ormai fisso ogni estate a Real Monte. Noi ci teniamo che ogni anno ci sia questo ritorno al jazz per 2 o 3 giorni, quest'anno 3 giorni, questa è la serata finale, siamo stati l'altra sera sul Belvedere della Scala dei Turchi e poi per 2 serate qua a Real Monte. Arriva un bel gruppo di musicisti, jazzisti che arrivano molti da Palermo ma altri da altre parti d'Italia e che soprattutto hanno la capacità di poter coinvolgere il territorio, cioè i giovani realmontesi che studiano già nella scuola media di Real Monte, che è indirizzo musicale. Quindi sono 3 giorni interamente dedicati al jazz che non comprendono soltanto le serate nelle piazze e nei luoghi che noi indichiamo, ma comprendono anche un coinvolgimento della cittadinanza e soprattutto di questi giovani che sono vicini alla musica, che sono interessati alla musica. Quindi un'ottima iniziativa che abbiamo condiviso già da un paio di anni e ci piacerebbe che potesse andare avanti anche in futuro. Con questa 3 giorni importantissima abbiamo avuto questi grandi musicisti che ci hanno così alletato in questi 2 giorni e concluderemo in bellezza. Questa sera la particolarità è che oltre ad avere 2 interventi da parte di un trio molto importante e poi di un gruppo della Big Band di cui fanno parte anche musicisti del nostro territorio, anche una chicca da parte dei nostri ragazzi della nostra scuola che anche quest'anno hanno partecipato ai laboratori e sono riusciti a creare uno spazio tutto loro, quindi sarà molto bello vederli all'opera e quindi questo dimostra ulteriormente che la musica è sempre un valore e una risorsa per tutti, sia per il territorio ma anche per tutti. Stasera proponiamo un concerto che è una produzione originale. In questi 2 giorni abbiamo allestito un'orchestra chiamata per l'occasione Real Monte Big Band, diretta da Giampaolo Casati, uno dei più importanti musicisti italiani, direttori d'orchestra, docente, compositore, viene da Genova. L'orchestra riunisce i migliori solisti che abbiamo in Sicilia. L'orchestra è fatta da 8 fiati, 4 sassofoni, trombe, tromboni, poi c'è una sezione ritmica, piano, contrabbasso, batteria e chitarra. Tra gli autori questa sera che si esibiscono anche Sam Mortellaro, un impegno qui a Real Monte, cosa ci proporrai? Stasera suoneremo delle composizioni mie personali e qualcune di grandi pianisti come Herbie Hancock o Chick Corea. Ecco, qualche nota anche sulla tua persona, sulla tua esperienza? Ho studiato in diversi posti, Francia, America, e collaborato con anche altri artisti internazionali, ho lavorato anche con Reggie Workman e gente di questo calibro, diciamo. Real Monte ormai è diventata una tappa importante per la musica, sviluppa ogni anno appuntamenti di questo tipo. Sì, vero, sono contento che organizzano questo tipo di eventi che aiutano a contribuire all'evoluzione di questo movimento.